L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento è capofila in Sicilia di un progetto di studio epidemiologico incentrato sulle problematiche inerenti alle malattie rare e la loro diffusione sul territorio. La linea progettuale, intitolata Raccolta Farmaci Health in malattie rare e terapie ad esse associate, coinvolge tutte le unità operative complesse di farmacia dei 5 presidi ospedalieri della provincia e raccoglie i dati quali quantitativi dei medicinali utilizzati per curare le singole malattie rare, nonché mira a monitorare la diffusione delle patologie per area nosologica al fine di valutarne la prevalenza sul territorio prendendo in considerazione le caratteristiche dei pazienti. E intanto c'è una forte presa di posizione del segretario regionale del CIMO, la Confederazione Italiana dei Medici Ospedalieri, Giuseppe Bonsignore di Agrigento, che dichiara che i medici chiedono da anni di vedersi assegnati gli incarichi dirigenziali previsti dal contratto di lavoro, di avere pagati i gettoni di guardia festiva, di vedere applicate le basilari regole e norme contrattuali e invece vengono sottoposti a trasferimenti illegittimi sballottati da un angolo all'altro della provincia di Agrigento in barba al rispetto delle norme vigenti. Le richieste sindacali si susseguono, ma le risposte continuano a non arrivare o nel migliore dei casi sono un compendio di arzigogoli che hanno il solo ed esclusivo scopo di negare l'evidenza ed eludere legittime istanze. A questo punto per i medici, dice, è meglio dimettersi che lavorare senza regole nel contesto di una sanità pubblica in crisi di personale sull'intero territorio nazionale dove si cerca di reclutare medici e infermieri in ogni modo, evidenzia Bonsignore, ad Agrigento si va in controtendenza e pur di continuare a gestire in maniera padronale la sanità locale, afferma, si preferisce perdere pezzi piuttosto che adeguarsi alle regole fondanti della pubblica amministrazione.